Buongiorno, benvenuti a questa edizione di TG Sicilia. I titoli del nostro telegiornale. L'Assemblea regionale siciliana approva la finanziaria dopo 21 anni, evitato il ricorso all'esercizio provvisorio. Approvata anche la norma che prevede i maxi store nei centri storici, divise le associazioni di categoria. Influenza stagionale con picchi mai registrati fino ad oggi, colpiti particolarmente i bambini. Intanto arriva anche un nuovo vaccino contro il Covid. A Naro conclusi i rilievi dei RIS nei luoghi del duplice femminicidio. Anche la comunità romena parteciperà alla Marcia dei 200 Passi, organizzata dal Comune per commemorare le 2 vittime. Palermo ultima in Europa per qualità della vita, c'è chi sceglie di emigrare e chi resta non è soddisfatto. Per fronteggiare l'emergenza rifiuti arrivano aziende private a rimuovere tonnellate di spazzatura nelle sedi stradali. A Catania, dopo il raid vandalico all'interno della scuola di Viale San Teodoro di Librino, residenti e insegnanti pretendono più controllo del territorio. Il plesso rimarrà chiuso fino a giovedì. Il rapper che aiuta il suo quartiere. A Catania il cantante Skinny, che ha solo 20 anni, ha deciso di devolvere il ricavato dei suoi download per iniziative dedicate al Rione San Cristoforo. Catania, il neoacquisto Nana Welbeck, ospite a corner su Telecolor, dà fiducia a Lucarelli e chiede tempo ai tifosi. Ancora ben trovati, apriamo il nostro telegiornale di oggi con la politica. Disco verde alla finanziaria regionale siciliana. La legge di stabilità è stata approvata questa mattina dopo una maratona durata 24 ore. Ci racconta tutto Manlio Viola. Arriva il via libera alla finanziaria regionale siciliana dopo una maratona durata 24 ore all'Ars. Con 39 voti favorevoli, 24 contrari, sono stati approvati bilancio e legge di stabilità. Il maxi emendamento sarà votato come legge a parte. Si è riusciti nell'impresa facendo anche una sorta di cucitura politica ed approvando norme proposte pure dalla minoranza con parere favorevole del governo. Si evita dunque dopo 21 anni l'esercizio provvisorio e la spesa regionale potrà procedere con regolarità per tutto il 2024 a partire dal giorno di pubblicazione in Gazzetta della norma appena approvata entro 2 settimane, ma probabilmente venerdì 19 gennaio. Un grande risultato del governo, ma anche di tutto il Parlamento, dice il presidente Schifani, che ringrazia tutti, dall'assessore all'economia al presidente dell'Ars fino ai singoli deputati. Parla di un momento storico l'assessore all'economia Marco Falcone. Abbiamo messo in campo una legge di stabilità che mette in sicurezza i conti, abbatte il precariato, garantisce i servizi ai siciliani e manda segnali importanti verso comuni, imprese e occupazione. Sottolinea invece gli aiuti all'agricoltura il vicepresidente Luca Sammartino, per il quale si tratta di una legge di stabilità che libera risorse fondamentali per il comparto vitivinicolo e agroalimentare, per il recupero dei borghi marinari, per gli interventi di manutenzione delle strade rurali, per le iniziative di promozione nazionale e internazionale delle nostre eccellenze enogastronomiche e per la tutela della dignità dei lavoratori del consorzio di bonifica del comparto della forestazione. Non è stato però un percorso semplice. Nella notte si sono visti i franchi tiratori e 4 norme proposte dal governo sono state bocciate, ma poi si è ricucito anche lì, sia nella maggioranza che con l'opposizione, e finalmente in mattinata è arrivato il via libera finale. In Sicilia le donne che hanno subito violenza e che ha portato a una deformazione o uno sfregio permanente del viso e gli orfani di femminicidi potranno essere assunti per chiamata diretta nella pubblica amministrazione. Lo prevede una norma della legge stralcio alla finanziaria che integra la legge regionale che già prevede questi benefici per le vittime di mafia. Nel maxi emendamento della legge finanziaria regionale appena approvata passa la norma per la presenza dei maxi store nei centri storici delle città, divise le associazioni dei commercianti. Ci spiega tutto Giusy Lazzara. Sarà un cambiamento che potrebbe rivoluzionare il paesaggio commerciale dei centri storici delle città siciliane. Nel maxi emendamento approvato con la finanziaria regionale c'è la possibilità di ampliare da 200 fino a 600 metri quadri la superficie dei negozi nelle zone centrali delle città. La norma fa già discutere e divide le stesse associazioni di commercianti. Negozi più grandi, strutture di parcheggio in zona semicentrale e poi vedremo rifiorire le città. Amsterdam,
guardi, io cito sempre Amsterdam. Amsterdam è un esempio, non ha fatto i centri commerciali a 5 km dal centro, li ha fatti nel centro, su 5 piani. La modifica delle superfici di esercizi di vicinato, come viene definita tecnicamente, dovrebbe tener conto del piano commerciale, che ad esempio a Catania è fermo da 40 anni. Non comprendiamo le ragioni di questa scelta da parte della politica, che guarda molto più alle grandi strutture di vendita e non va a salvaguardare gli esercizi di vicinato che rappresentano il volano vero della nostra economia. Soddisfatto, si dice Edi Tamaio, l'assessore alle attività produttive della Regione, che aveva promosso l'emendamento ritenendo un importante cambiamento per i commercianti costretti a regole non in linea con i tempi. E adesso parliamo dell'influenza che dilaga in tutto il paese, colpisce soprattutto i bambini. Abbiamo sentito l'infettivologo Cascio di Palermo che dice che si tratta di una diffusione record ed è importante praticare il vaccino anche ai più piccini. Intanto arriva anche un nuovo vaccino contro il Covid, che in qualche modo dovrebbe rassicurare gli scettici che avevano guardato con sospetto ai seri ad RNA. Ci spiega tutto Roberta Lunghi. 2 milioni gli italiani a letto solo nelle ultime 2 settimane e la colpa è tutta dell'influenza. Antonio Cascio, responsabile del reparto di malattie infettive del Policlinico di Palermo, disegna una mappa della popolazione di virus che al momento fa registrare un record. In realtà si parla di sindromi simili influenzali che hanno raggiunto dei picchi mai raggiunti in passato. Si parla di 18 per 1000 assistiti. Questi picchi di incidenza sono ancora più alti nella fascia di età da 0 a 4 anni, quindi nei bambini più piccoli. I bambini più piccoli sono quelli che nel corso degli ultimi anni non hanno sviluppato un patrimonio immunitario per difendersi dall'infezione. Per loro ha senso praticare il vaccino anti-influenzale? Sì, ha senso, nel senso che i bambini sono quelli che più frequentemente si ammalano. Possono portare poi l'influenza a casa dove ci sono i genitori, i nonni e quindi persone anziane fragili che teoricamente possono avere ancora complicanze. Ma se l'influenza rappresenta il 40% dei virus che in questo momento colpisce gli italiani, il 10% è invece legato al Covid. La maggior parte delle persone ritengono che il Covid sia diventato una patologia meno importante, meno grave. E in parte hanno ragione. C'è da dire che ci sono tante persone fragili, le persone soprattutto quelle le più anziane, le persone con comorbidità, che purtroppo lo stesso potranno avere delle forme gravi e purtroppo qualcuna continua a morire. Nel centro vaccinale del Policlinico di Palermo da ieri è disponibile un nuovo siero anti-Covid, il Nuvaxovid, aggiornato contro l'ultima variante. La novità non sta nella capacità di copertura contro il virus, che appare la medesima di quelli attualmente disponibili, quanto piuttosto nella tipologia. La novità sta nel fatto che non è un vaccino da mRNA. E siccome c'erano tante persone che avevano tanta paura di questi vaccini ad mRNA, questo nuovo vaccino di fatto risolve queste paure. A Naro continuano i rilievi dei RIS nelle abitazioni del duplice femminicidio. Venerdì pomeriggio invece è stata organizzata la marcia dei 200 passi. Davide Sarta. Il nucleo investigativo antincendi dei Vigili del Fuoco di Palermo e l'unità cinofila AICA hanno concluso i rilievi all'interno dell'appartamento di Vicolo Avenia a Naro, dove è stato trovato il cadavere carbonizzato di Maria Rus, 54 anni, una delle 2 donne romene uccise nella notte tra giovedì e venerdì scorsi. Confermato quanto già emerso nel primo sopralluogo degli inquirenti, non vi sono tracce di benzina o altro liquido infiammabile dentro l'abitazione. L'incendio sarebbe stato appiccato alla poltrona dove nei pressi è stato rinvenuto il corpo della donna. Tocca adesso ai carabinieri del RIS di Messina, al lavoro da domani mattina, compiere ulteriori e approfonditi rilievi investigativi nelle 2 abitazioni poste sotto sequestro e teatro del duplice femminicidio. In attesa che siano istituite le salme di Zelia Zarnisco e Maria Rus e siano organizzati i funerali con il lutto cittadino, il sindaco Maria Grazia Brandara ha invitato la comunità a un momento di raccoglimento e commemorazione in piazza Cesare Battisti davanti alla chiesa di Sant'Erasmo, a conclusione della marcia dei 200 passi fra Via Vinci e Vicolo Avenia, dove sono avvenuti i 2 efferati omicidi. All'iniziativa sarà presente il console della Romania. Nel frattempo in municipio il sindaco Brandara ha ricevuto la figlia di Maria Rus, Marcela,
che ha lanciato un accorato appello a tutte le altre ragazze che sarebbero state molestate dal romeno arrestato Omar Edgar Nedelkov a denunciare per avere giustizia. E in merito a questa notizia, il GIP del Tribunale di Agrigento, Jacopo Mazzullo, che ha accolto la richiesta del procuratore aggiunto Salvatore Vella e del sostituto Elettra Consoli, ha convalidato il provvedimento di fermo, ritenendo il provvedimento di fermo per il giovane di 24 anni, ritenuto l'assassino delle due donne, ritenendo che vi fosse appunto il pericolo di fuga dell'indagato, e ha emesso nei suoi confronti un'ordinanza cautelare in carcere. A Santa Maria di Licodia si è verificato un incidente, un giovane di 22 anni, Santi Placido di Biancavilla, è morto dopo essere caduto con lo scooter su cui viaggiava. Secondo una prima versione il ragazzo avrebbe perso il controllo del mezzo ed è finito fuori strada sbattendo contro alcuni alberi e poi su un muro. Adesso ci spostiamo a Palermo perché le classifiche continuano a inchiodare il capoluogo siciliano. La qualità della vita è insoddisfacente, dicono i residenti palermitani, e c'è anche chi da palermitano è andato a vivere all'estero. Marco Gulla. I palermitani non sono assolutamente soddisfatti della loro qualità di vita in città. Ne abbiamo ampiamente parlato. La città dove si vive meglio è Zurigo, dove il 97% dei residenti è soddisfatto dei servizi che offre la città svizzera. Sarà per la qualità dell'aria, per colpa della spazzatura, per i trasporti poco efficienti. Fatto sta che Palermo continua ad essere inchiodata sempre negli ultimi posti delle classifiche di vivibilità. E così abbiamo chiesto ad alcuni residenti se davvero queste classifiche rispecchiano la realtà quotidiana. Abbastanza invivibile, io lo dico intanto da professionista e lavorando col turismo, ne senti di ogni tipo e di ogni colore, lo dico da madre, avendo figli insomma in età da vivere la città, ovviamente si tende sempre a scappare. Palermo non ha mezzi pubblici, Palermo non ha organizzazione, siamo avvolti dall'immondizia. I principali problemi restano sempre gli stessi: il lavoro che non c'è, il degrado che aumenta in alcune zone che vengono lasciate isolate e distanti dalla vita della città, il bisogno di cambiare vita che però non viene accontentato, non viene esaudito da chi lo chiede con insistenza, soprattutto da queste periferie. E poi ci sono i palermitani che hanno deciso di andare via e magari vivere proprio a Zurigo, come questo giovane chef di Altavilla Milicia. Zurigo, la prima città, avendo vissuto comunque in entrambe, avendo lavorato in entrambe, in cui attualmente lavoro e vivo sempre a Zurigo, posso dire che la qualità della vita a Palermo è molto precaria, come anche la qualità della vita lavorativa. Purtroppo i servizi non soddisfano la richiesta, non arrivano a soddisfare la richiesta e anche la puntualità. Ma andando oltre questo, il lavoro non gratifica più di tanto, si lavora appunto spesso a nero. Perché siamo ridotti a questo? Palermo era una città meravigliosa, siamo ultimi in Europa, io lo reputo una cosa gravissima, bisognerà fare di tutto, bisognerà correre per rinascere e risalire queste classifiche. E i segnali di una quotidianità non proprio soddisfacente arrivano anche dagli episodi di vandalismo. Ieri sera, poco prima della mezzanotte, all'altezza del Ponte Miraio, un mezzo della linea notturna 7 è stato danneggiato dal lancio di sassi da parte di alcuni vandali. Un incendio è scoppiato questa mattina, poco dopo le 8, in un'abitazione del centro storico a Ortigia, a Siracusa. I vigili del fuoco hanno agito con mezzi molto piccoli per via delle stradine del centro storico che impediscono l'arrivo di autobotti. La casa era abitata da una donna che è rimasta ustionata, feriti anche alcuni animali. Abbiamo parlato di Palermo, della qualità della vita di Palermo, adesso parliamo di Palermo e dei suoi rifiuti, perché la RAP si appoggerà a alcune ditte esterne, tutti al lavoro, per ripulire la città appunto dalla spazzatura. La partecipata vuole fronteggiare in questo modo l'emergenza che ormai da giorni attanaglia Palermo. Marco Ulla. Alla fine la RAP, l'azienda che si occupa della raccolta rifiuti a Palermo, si è arresa e così, per fronteggiare l'atavica emergenza spazzatura, si è affidata a ditte esterne. 5 ditte private sono già in azione in città per fronteggiare l'emergenza rifiuti e altre ne saranno individuate per coprire i turni di raccolta. È l'unica strada che al momento può percorrere la RAP per non lasciare l'immondizia in strada, visto che le sigle sindacali nei giorni scorsi hanno revocato l'accordo che garantiva i doppi turni di lavoro
lavoro e quindi teneva in piedi il servizio. Una decisione inevitabile, comunica l'azienda, l'unica per sgonfiare l'emergenza che ancora in diversi quartieri periferici di Palermo è ben presente. Ad incidere sulla scelta della RAP di collaborare con ditte esterne anche il malumore del sindaco La Galla, che nei giorni scorsi aveva proprio dato un out-out alla partecipata. La RAP inoltre ha predisposto trasferimenti temporanei interni di personale, circa una trentina, da altri servizi non essenziali per supportare in questa delicata fase sia la raccolta indifferenziata sia il porta a porta. Nelle prossime ore in programma interventi nei quartieri del villaggio Santa Rosalia, Sperone, Viale Michelangelo, via Brunelleschi, Viale dell'Olimpo, via Lanza di Scalea, via Rombolo, il quartiere di Ballarò, Zisa e poi Cappuccini. Beh, diciamo che non va meglio neanche a Catania perché insomma ci sono le scuole di frontiera. Dopo il raid vandalico all'Istituto Vitaliano Brancati si contano i danni e si cercano responsabili e soluzioni. Il presidente della sesta municipalità sollecita un maggiore controllo del territorio, soprattutto in periferia, a Librino in questo caso dove sono avvenuti i fatti. Il servizio di Tonino De Mana. È rimasta, come potete vedere, soltanto la staffa. Qui c'era una delle tante lavagne interattive, la cosiddetta LIM, in questo caso della classe quinta C della primaria. Dopo un lungo inventario, ancora non definitivo, sono 6 le LIM sottratte dall'Istituto Vitaliano Brancati di Catania, vandalizzato durante la chiusura per le festività natalizie ed ancora chiuso, con 300 bambini tra infanzia, elementari e medie costretti a prolungare le vacanze. La scuola riaprirà tra giovedì e venerdì, non prima di aver bonificato tutti gli ambienti, dove anche oggi l'aria è irrespirabile a causa dell'incendio appiccato in segreteria. E l'interrogativo principale è uno: perché sono stati dati alle fiamme i faldoni della scuola? Quale messaggio si voleva lanciare? A rispondere al quesito è il presidente della sesta municipalità, Francesco Valenti, che ha convocato un consiglio straordinario per fronteggiare l'emergenza. Cosa c'è dietro questi raid vandalici? Direi la volontà di fare danno e danneggiare assolutamente dei plessi scolastici che sono un'eccellenza sul nostro territorio. Cosa fare? Sicuramente chiedere maggiori controlli da parte delle forze dell'ordine anche per il tramite dell'operazione Strade Sicure. Questa è una proposta che è stata lanciata già in passato dal nostro Consiglio e secondo me può essere una soluzione ideale per pattugliare dei plessi purtroppo spesso isolati e difficili da controllare. Questa potrebbe essere una buona soluzione. Ingenti danni alla Vitaliano Brancati, siamo entrati nell'ufficio di presidenza dove ancora tutto è a soqquadro. A terra la cassaforte che i vandali non sono riusciti a violare. Chissà se l'obiettivo fosse proprio il denaro all'interno e non riuscendo nell'intento per ritorsione sia scattata la folle idea di incendiare la scuola. Adesso cambiamo decisamente argomento, parliamo di un rapper catanese che in pochi anni si è affermato anche a livello nazionale. Lui si chiama Skinny, ha solo 20 anni e con il ricavato dei soldi derivati dai download delle sue canzoni aiuta il quartiere San Cristoforo, che poi è il suo quartiere. Ci racconta tutto Eva Spampinato. Sono Skinny, sono un rapper catanese, ho 20 anni, faccio musica da 4 anni e sto cercando di portare un po' di cultura hip hop, trap soprattutto, qua a Catania. Lui è Noah Magro, ma tutti lo conoscono come Skinny, il nome d'arte d'obbligo nel mondo della musica rap e trap, dove è diventato un fenomeno conosciuto a livello nazionale, collezionando numeri da capogiro. Oltre 300 milioni di streaming tra YouTube e Spotify, un disco d'oro, Blue Bandana e un altro in arrivo, concerti in tutta Italia, proposte dalle multinazionali della musica, ma voglia di farcela da solo, senza etichette, rimanendo indipendente, qui nel suo quartiere, San Cristoforo. Per l'esigenza di voler costruire qualcosa attorno a me, qualcosa per la mia città, infatti adesso sto lavorando all'apertura di alcuni studi di registrazione, degli uffici, diciamo un punto logistico per tutta la mia attività e anche per chi verrà dopo di me, cioè spero di fare qualcosa proprio per le persone che amano fare questo e lo vogliono fare per lavoro. Spesso la musica trap viene associata a dei messaggi legati alla criminalità. Tu che tipo di messaggi lanci con i tuoi testi nelle tue canzoni? Il seme che cerco di dare ai ragazzi che mi seguono è questo, il riscatto sociale, seguire sempre i propri sogni. Sicuramente spesso parlo anche di criminalità e realtà di disagio in modo molto esplicito, però d'altronde sto soltanto raccontando una realtà che effettivamente mi circonda e circonda noi a Catania e anche in altre parti d'Italia.
A Natale Skinny ha realizzato un progetto di beneficenza per i bambini di San Cristoforo, dove spazzatura, buche e abbandono la fanno da padrone. Piccoli eroi ci siamo dati da fare, se non lo facciamo noi chi ci dovrebbe pensare? Nessun aiuto, solo Skinny, la sua ragazza e la sua crew. Ludovica è entrata nelle case di 23 famiglie, ha raccolto dati, taglie per i vestiti, sogni e desideri dei bambini. Skinny li ha trasformati in regali. Tutto raccontato in un video, Non sorrido, il cui ricavato servirà per riqualificare uno spazio del quartiere. Farlo è stata una grande esperienza, cioè la loro accoglienza, la loro gratitudine, il loro amore è stato veramente, mi ha riempito tanto. Da piccolo piangevo perché non mi stava bene, ma dicevo a mia sorella non è nulla da temere, siamo diventati grandi ma eravamo ancora bebe. Adesso ci fermiamo, una piccola pausa, poi ritorneremo per parlare di calcio. Ben trovati, adesso parliamo di calcio. Ieri sera alla trasmissione Corner su Telecolor è stato ospite Nana Welbeck, il centrocampista tornato in rosso-azzurro in questa sessione di mercato. Con lui è stata analizzata la sconfitta di Crotone, ma soprattutto il momento del Catania. Francesco Triolo. La sconfitta di Crotone ha lasciato tanta amarezza ed anche rimpianti, ma il nuovo Catania è tutto da assemblare e i nuovi arrivi, pur se presi per lasciare il segno da subito, sono stati catapultati immediatamente in campo. Però le sensazioni di chi è entrato da pochi giorni nello spogliatoio rossazzurro sono comunque buone, come ha voluto testimoniare ieri sera a Corner Nana Welbeck. Così, situazioni e sensazioni all'inizio erano positivissime e sono ancora positivissime perché ho visto il gruppo che abbiamo, ho visto i giocatori, conosco il mister e ovviamente ho conosciuto anche la società, la proprietà e loro mi hanno trasmesso una carica, un carisma proprio che hanno trasmesso pure a tutti i giocatori. Quindi le sensazioni sono buonissime, ovviamente dalla partita di ieri c'è tanta amarezza e su questo dobbiamo lavorare. Il ritorno del centrocampista consentirà a Lucarelli di avere a disposizione un giocatore duttile che può adattarsi a diversi tipi di gioco, così da variare anche a gare in corso. Lui è pronto a mettersi in gioco. Allora, diciamo che negli ultimi anni soprattutto ho sempre giocato con sia un sistema a 2 che a 3, quindi per me non cambia tantissimo. E anche l'anno scorso abbiamo fatto un gioco a 2,5, però poi si trasformava anche a 3. Quindi sono anche abituato a questo e sì, ovviamente il mister chiede d'utilità tattica, cosa che sono d'accordissimo perché anche per dare imprevedibilità all'avversario ci vuole un po' di movimento. Dopo gli arrivi, adesso in casa Catania si pensa alle cessioni da Marsura a De Luca, Dubica, Selladinetti, Rizzo, Mazzotta, sono diversi i giocatori in uscita. Questa è l'ultima notizia, il telegiornale finisce qui, vi ringraziamo per averci seguito e vi ricordiamo che il prossimo appuntamento con l'informazione di Antenna Sicilia è per questa sera alle 20. Ancora buon proseguimento di giornata a tutti.